Rieccoci, sempre qui a San Mauro Pascoli, per la precisione Villa Torlonia. Villa Torlonia è una sorta di borgo, no? Qui c'è un po' di tutto, diciamo, poco fuori, appunto la città, quella che si dice la città natale, appunto del Poveta, come si dice appunto in Romagna, con la V, e quindi tra l'altro qui abitava proprio Giovanni Pascoli con i fattori. No? Esatto, il padre era il fattore della Villa Torlonia, di cui Giovanni Pascoli viveva qui con i suoi genitori e niente, era la casa colonica del fattore. Che diventava un po' il proprietario, ecco. Esatto, Alla fine lui è quello che se la godeva, no? Un po' come la villa dei Torlonia, che erano questi signori molto ricchi, quindi quello che veramente ci abitava, che l'hanno pure pagato, e quindi ha vissuto, ecco. Bene, quindi mi sembra anche il luogo ideale appunto per parlare di menù di San Valentino. Ecco perché c'è di meglio. Immagino che se, insomma, io sono già venuto con la mia signora, perché immagino, lei ha studiato, bravissima in italiano, lettere, io, nonostante sia giornalista, mi danno del dottore, ma non è vero, ecco, quindi è più la signora che se ne intende di queste cose, ha gradito molto questo invito anche in questa camera, certo, che c'è sopra proprio dove dormivano praticamente i Pascoli, ecco. E quindi penso che sia veramente l'ideale per questa prima gestione recente, tra l'altro, della scorsa estate. Siamo partiti a settembre, il 9 settembre, con l'apertura. Ecco, e quindi il primo San Valentino è qui alle porte, visto che siamo sia in diretta che in differita, quindi lunedì 14 febbraio avremo un menù di San Valentino, lo chef, ovvero lui, ma siete due? Siamo in due, anzi, per la precisione siamo in tre in cucina. Siamo io. No, ma il capo è uno però. Sì, il capo è in cucina allora. Il capo è in cucina. Io sono cuciniere, l'executive chef, esatto, cioè il secondo chef, molte volte viene detto diciamo così. Io sono addetto ai secondi, alla griglia e agli antipasti. Poi abbiamo Paolo, lo chef, che è abbinato ai primi piatti, di cui ne parlano parecchi del nostro gnocco di Paolo, come l'abbiamo dedicata, è la nostra classica tagliatella al ragù con le puntine di costine di maiale all'interno del piatto, e più abbiamo le varie tipologie, di cui abbinato molto alle verdure del territorio, il chilometro zero, come al momento abbiamo i cavoli, la verza, usiamo molto prodotti locali. Bene, ma infatti nel nuovo slogan, nella nuova gestione della locanda del Poeta c'è, l'ho letto arrivando nel parcheggio, che praticamente non è chilometro zero, ma del territorio. Esatto. Del territorio. Noi siamo molto conosciuti, essendo noi siamo resi doc del posto, abbiamo molte aziende agricole in collaborazione a chilometro proprio zero, proprio a 2 chilometri neanche, abbiamo varie l'insalata, le verdure. Qui si pascola proprio, quindi, tanto per intenderci. Qui siamo molto genuini, siamo i veri romagnoli. Bene, allora abbiamo Paolo, secolo, nome e cognome, Paolo. Si chiama Pierpaolo della Pasqua. Pierpaolo della Pasqua e Sarpieri Dennis. Ecco. Bene, questi sono i due cuochi, quelli che cucinano. Esatto. Poi e abbiamo il ragazzo che è bravissimo. Che ci vuole. Esatto, molto Bene, menù di San Valentino, antipasto, con un percorso degustativo di antipasti della casa. Del nostro territorio, è un classico, secondo noi lo chiamiamo classico. Di carne. Sì, carne parliamo esatto, di affettati, delle tartare di scottona, sempre assaggi, con il nostro salamino nostrano, e con le varie degustazioni di vari prodotti, sempre a chilometro zero. Poi per il primo andiamo sul risotto mantecato a radicchio rosso e noci in crosta di parmigiano. Il riso invece arriva, non è della Romagna, quello ancora non ce l'abbiamo. Abbiamo voluto dare un tocco diverso, che certo, è la classica il riso, perché poi un bel risotto dentro a questo cestino di crema di formaggio di parmigiano, e più al secondo abbiamo abbinato un bel medaglione di Angus avvolto con una pancetta croccante, con un belletto di spinacio fresco del nostro territorio, e un'insalatina
abbinata a questo Angus di filetto. Chiude il dessert. Il dessert è il classico che per tutti ha un mille foglie con il crema chantilly o mascarpone e abbinato con crema o con dei frutti di bosco o cioccolato. Questo noi lo abbiniamo a secondo anche del cliente come viene tutto. Bene. Quindi acqua, pane, piada, caffè, piada, della casa, tutto compreso a 30 euro. 30 euro, esatto. Effettivamente insomma una buona proposta per San Valentino, dove chiaramente se ne approfittano un po' tutti, ecco, devo dire di questa cosa. E devo dire, io sono a favore sia di questa vostra appunto iniziativa di Fine Dinner, no? Perché la sera decisamente Locanda, il poeta, è questo. Esatto. Mentre invece a pranzo c'è questa cosa in più che chiaramente è molto utile, del business lunch. L'ho scritto nel titolo così un po' in inglese, ma si tratta del menù per i lavoratori, quello che ha permesso poi di aprire anche i ristoranti prima dell'estate. E voi tra l'altro c'eravate col chiosco. Noi eravamo già con un chiosco, prima avevamo il nostro chiosco qui a 300 metri da questo bellissimo locale e quindi lavoravamo già molto bene con gli operai, i dipendenti, arrivavano dirigenti delle varie aziende manufatture della zona, del calzaturiere. Quindi per noi è stato un trampolino di lancio. Visto così abbiamo iniziato e siccome ci credo tantissimo a mezzogiorno, abbiamo tentato di lanciare da gennaio, quando abbiamo riaperto, si chiama il menù del viandante, abbinato sempre alla locanda del poeta, di cui noi proponiamo sempre o un antipasto e un primo a scelta, o se no un primo, un secondo, un contorno, un quarto di vino, acqua, caffè a 14 euro. Proviamo perché ci crediamo, almeno io sono il primo che ci crede tantissimo. Provate nel senso che siete già collaudati, adesso provate anche qui questa appunto offerta in un bel contesto, perché poi magari al chiosco si arriva più come andare in pizzeria. Esatto. Il bello di andare in pizzeria è un po' questo, che poi anche se non ti cambi, no? È difficile, è meno impegnativo. Meno impegnativo. Io infatti mi auguro nella bella stagione, perché avendo anche il parco, il porticato, quindi la gente secondo me è più propensa a venire all'interno, è molto più diciamo, secondo me si trova forse ancora un po' in difficoltà, ma io vorrei tornare indietro alle origini, perché si chiama locanda e quindi riportare alla classica trattoria, osteria. Sono pienamente d'accordo, perché lo sento un po' mio questo locale, vedere che comunque si sdrammatizzano un po' le cose, perché poi si finisce con la sera che non si riesce a fare come dire proprio fine dining come si dovrebbe, e poi si rischia di non fare il pranzo perché rovina la sera, eccetera eccetera. Quindi meglio fare le cose come si deve, e quindi comunque insomma lavorare, iniziare alla mattina, avere più materie prime a disposizione. E immagino che il menù per i lavoratori contempli, visto che siamo anche vicino al mare, sia carne che pesce. Quindi abbiamo abbinato i due tipi di menù e abbiamo come sempre il menù del viandante, l'abbiamo messo 14 euro con la carne e a 16 con il pesce. Quindi parliamo sempre di pesce dell'Adriatico, il merluzzo, la sardina, i sardoni. Tutti i giorni c'è sempre questa alternativa. Cambiamo tutti i giorni come per dire le due proposte. Esatto, quindi oggi abbiamo un esempio, lo scrivete nella lavagna? Lo mettiamo nella lavagna no, perché ogni volta che arriva il nuovo cliente mi piace decantarlo. Allora, oggi che è il 1° febbraio, tra l'altro non l'ho detto, in realtà io sono qui per caso, non dovrei esserci, perché in realtà oltre all'iniziativa dei ristoranti aperti pranzo per i lavoratori c'è anche quella che sta finendo secondo me, che va dove ti porta il metano, nel senso che qui Gambettola aveva il prezzo più basso in assoluto, 1,35. però è aumentato penso oggi. Non lo so. Quindi improvvisamente perché cambiano mese per mese forse. Beh sì, si vede molto probabilmente. Ho avuto questa sorpresa, quindi ho tirato dritto come altri, quindi la fila non c'è più a Gambettola, andremo sulla Secante al ritorno, e questo fa parte dell'inchiesta appunto, no? Perché sembra banale, no? Perché chiaramente poi per divertimento come dire, si spende, si spande, in realtà poi bisogna lavorare, e lavorare insomma
serve tempo, Esatto, eccetera, eccetera, esatto, quindi è una esatto. cosa lunga, ecco, quindi si fa prima spenderli che a guadagnarli. Giustamente. Decisamente, quindi sono cose su cui chiaramente la nostra redazione deve chiaramente operare. Ho aperto questa parentesi, quindi il 1° febbraio il menù. Il menù, allora, quello della carne abbiamo esattamente dei nostri strozzapreti, che noi le chiamiamo caserecce, che le facciamo noi in casa, con ricotta e pioppini, i nostri funghi delle nostre piante qui che andiamo a raccogliere molto particolarmente, e abbiamo come secondo il classico, abbiamo usato delle scaloppine al limone, molto semplice, alla portata di tutti, abbinato con o verda o cavolo cappuccio saltato in padella o patate arrosto, come menù di carne. Invece il pesce abbiamo chiesto dei tagliolini alla mediterranea, quindi con sardoncini, pomodorini, cappero, origano saltato in padella, un tagliolino semplice, e usiamo come secondo, abbiamo fatto degli involtini di cernia della nostra sempre terra, con un letto sempre di cavolo cappuccio saltato in padella e servito tutto caldo, molto semplice. E poi giustamente l'acqua e il vino, il nostro vino sangiovese, che abbiamo una cantina molto importante di di Bertinoro, scusi, si chiama la Cantina Celli, che abbiamo un vino super doc alla spina, perché ho anche vini molto uno dei importanti, migliori vini della casa insieme al Potere del Nespoli, per far capire esatto, che stiamo facendo informazione. Siccome mi stanno facendo anche parecchi complimenti al mio vino della casa, la spina, perché molti abbinano il vino della casa con un vino un po' più scadente. È molto buono, posso confermarlo perché mi è capitato di berlo in questo girovagare. Io sapevo solo di quello del Potere del Nespoli, che si riconosceva una roba di 20 anni fa, mentre invece in tempi recenti in effetti posso consigliare questo, come anche poi l'Albana di Celli, Groppi, eccetera, eccetera. Quindi complimenti a queste nostre aziende romagnole. No, sulla Cernia devo dire che è molto interessante perché è rara trovarla, di solito si trova molto al sud, e questa dovrebbe, non so da dove arriva questa Cernia, so che ha bisogno di spazio la Cernia. Abbiamo qui un nostro carissimo amico di Bellaria, di cui noi ci riforniamo a Bellaria, di qualsiasi tipo. Lui mi ha portato su una bella cassetta di sardoncini e c'erano 4-5 cernie, mi ha detto: le vuoi? E ho detto: proviamo a lavorare. Abbiamo provato a lavorare sia sabato, che li ho presi anche sabato, ed è andato molto bene. E adesso nel fine weekend proponiamo anche il discorso del venerdì, sabato e domenica, arriviamo anche a fare degli spiedini e fare anche qualcosa di pesci, perché ci credo tantissimo. Ancora il locale lo vedono come il tradizionale romagnolo, e mi piacerebbe dargli una cosa diversa, insomma, una sferzata. Romagnolo non è solo terra, quindi abbiamo la fortuna di avere molto mare e di avere molti ristoranti, tra l'altro. Con il nostro pesce azzurro classico. Poi io ne vado matto, ho tutti i miei amici pescatori di Bellaria, quindi coste, vongole, lumachine, robe che, tra virgolette, che a casa non si fanno più, le classiche lumachine di mare. Poi oggi come fuori menù, anche oltre oggi 1° febbraio, perché cambia tutti i giorni. Sì, questo oggi. Oggi come fuori menù ho la trippa, le lumache di terra, siccome sono particolari anche la trippa è fatta chiaramente di maiale, noi usiamo. E poi abbiamo le lumache di terra, e più abbiamo, secondo me, un altro mio cavallo di battaglia, il passatello asciutto, servito, saltato con dello spinacino fresco, con una fonduta di squacquerone sopra, ed è fenomenale. E c'ho anche le tagliatelle con gli stridoli. Lo so che non sono più di stagione, ma io li avevo conciati prima, preparati e riservati, e quindi oggi le sto proponendo con delle tagliatelle, stridoli e salsiccia, che con le nostre tagliatelle belle grosse, ruvide, che si attacca bene il sugo. Ma cos'è per il menù poi la sera questo qui? Io lo propongo, io propongo il classico menù del viandante, di cui ci saranno quelli che ho detto, fisso. O se no, se uno dice io il menù del viandante, ho il menù alla carta, dicendo che ti do, che gli propongo al cliente stesso un menù diverso. Quindi vedete che la nostra iniziativa poi dei ristoranti aperti a pranzo per i lavoratori, ma anche la sera, adesso non ci sono più le restrizioni di prima, in realtà i lavoratori mangiano anche la sera, magari alloggiano pure, ecco, da qualche parte possono essere serviti come abbiamo visto, e quindi insomma complimenti. Poi
Sicuramente la cosa molto interessante, perché io ogni tanto fingo di avere anch'io un ristorante, ipotizzo insomma un ristorante, e quindi come ho visto in realtà ci sono questi menù che sì costano 15-14 euro, quindi si prende un piatto praticamente dalla carta, ma immagino che ci siano anche dei piatti da 10, insomma, in modo che uno dice ma io sì, il contesto della locanda del poeta è bellissimo, vado là, stacco un'ora o due, però non mi voglio neanche riempire troppo, tanto anche a casa mangio solo un piatto e magari si spende anche meno, non so cosa mediamente i clienti e le clienti che vengono qui apprezzano. Di solito molte le ragazze, le signore, molte volte mi prendono una tartare di crudo di scottona, che è molto semplice, per star leggero, o una classica insalatina. O se no, variano, c'è il classico romagnolo che non vuole aspettare, vuole una bella tagliatella al ragù con le puntine di costine, a 9-10 euro lui mangia. Per capire che c'è un'offerta di 2 piatti, chiaramente a 14-16 euro, esatto, fa una media di 15 euro, comunque è il prezzo del menù fisso. Esatto, bene. Esatto. Bene, quindi insomma complimenti insomma, per la vostra attività. Vi siete concessi un po' di pausa, quindi finite le feste? Abbiamo deciso, visto il periodo che non era dei migliori, verso il 12-13 di dicembre abbiamo avuto parecchie disdette di prenotazioni per via del Covid. Abbiamo deciso di chiudere, proprio inutile guardarci, abbiamo caricato le batterie, abbiamo riaperto da pochi giorni, si può dire da 2 settimane, e adesso tiriamo dritto fino a quando si può. Io spero di lavorare bene d'estate, ci credo tantissimo al pranzo. Anche perché c'è un bellissimo Deor. E quindi bene, complimenti. Altre cose che vanno dette, che possiamo avere dimenticato qui dalla locanda del poeta? Noi riusciamo a fare delle cerimonie, abbiamo delle sale importanti. Quindi gestite anche Villa Torlonia? Villa Torlonia abbiamo l'opportunità di usare la sala degli archi, l'ingresso almeno abbinata con il nostro diciamo menù. Possiamo fare ricevimenti tipo matrimoni, battesimi, feste di laurea come le abbiamo fatte, adesso le abbiamo anche una venerdì, di cui noi spaziamo in tante cose, noi andiamo molto dietro al cliente, il cliente viene qui. Ha sempre ragione anche quando ha torto. Esatto, dico bene, dico giusto, si dice. Bene, quindi no, mi chiedevo se poi anche la sera c'è il cosiddetto menù gastronomico che ormai è inflazionatissimo nei ristoranti stellati, pluristellati, cioè vai e c'è solo quello, decide lo chef. Volevo capire se anche voi impacchettate anche la sera. Noi abbiamo fatto un menù, proprio per dire, abbiamo fatto il menù della carta e abbiamo fatto un menù del fattore. È un menù del fattore che abbina il nostro classico antipasto di affettati misti. Un po' tipo questo. Adesso se vuole glielo vado a prendere, glielo faccio vedere. Così un attimo che arrivo subito. Poi chiudiamo qui da San Mauro Mare. E quindi bene. Qui abbiamo anche qualche camera, adesso poi lo chiediamo. Per le camere poi verranno riaperte, non so se le avete già utilizzate. No, le stiamo programmando adesso per metterci, per dire questo è il nostro primi piatti, facciamo pasta e fagioli, abbiamo il menù invernale che usiamo molto, la guancia, il cappello del prete, sono dei tipi di tagli di carne che non si usano più. Abbiamo un menù del fattore e un menù anche vegetariano, però abbinato, ma molte persone arrivano, si mangiano molto più alla carta perché ognuno sceglie giustamente. È lì e poi magari in certi casi so che fanno porzioni un po' più piccole per mangiare tu, invece voi... Noi rimaniamo qui, allora noi siamo del parere che la gente deve andare via contenta. Anche perché adesso con lo sharing uno con un menù rischia di mangiare ma due, esatto. che non dispiace. Ma noi allo stesso tempo non facciamo menù e diamo gli 80 grammi. Noi per dire di pasta diamo 180 grammi di pasta, è un bel piatto importante. E allo stesso tempo anche a livello di secondi abbiamo una tagliata che usiamo soprattutto in Sud America, Uruguay, Australia, Argentina.
e quindi usiamo un taglio molto particolare, anche lì diamo sui 300 grammi di tagliato, è una bella porzione. E più abbiamo i vari piatti che vanno per la maggiore. Qui siamo tradizionali, facciamo il nostro pane interno, noi facciamo il nostro pane con la semola rimacinata, è un pane che ce lo invidiano, molte volte lo facciamo con le olive, molte volte lo facciamo con l'origano, sono che noi è il nostro benvenuto, un entrée, quando uno arriva c'è il suo bel pane caldo, la piedina che non può mancare perché noi siamo nati con la piedina in Romagna certo. E basta. E lo ripetiamo sempre, l'ha detto sicuramente un grande chef, che praticamente fare economia, quindi fare il pane molto probabilmente insomma si risparmia anche. Certo. Comprarlo di nuovo. Sì, è una passione, è un amore. Quando te lo fai con passione e amore, secondo me e quindi poi c'è anche il risultato e soprattutto lo so che il pane del forno c'è la mattina, magari a cena è già scaduto, ecco, quindi noi fatto appositamente. Noi alle 10:30 lo informiamo, alle 11 qualcosa lo tiriamo fuori, è bello caldo fumante, pronto per il servizio, la stessa cosa per la sera. E per chiudere, visto che è circolata una notizia da parte del comune di San Mauro, che è il proprietario, colui che dà in affitto appunto i locali, quindi è stata fatta una proposta indecente appunto a questo chiosco, l'offerta simile appunto dell'affitto, loro praticamente si sono appunto trasferiti. No, perché ci conoscevano, anche un ringraziamento alla giunta comunale, soprattutto anche alla Luciana Garbuglio, il sindaco di San Mauro, che proprio mi ha cercato dicendo che potevo essere uno dei concorrenti, perché essendo di San Mauro, tant'è vero che il mio progetto che ho presentato, ho scritto uno di voi come iniziativa. Cioè, io sono un come Parini, che è il famoso chef di San Mauro, Giorgio Parini, che abbiamo avuto una consulenza insieme, perché gli ho detto perché non facciamo anche una cosa insieme. Lo stavo per dire, ecco, esatto, quindi, ecco, diciamo che avevo fatto tutto questo giro per andare a parare lì. Lui aveva detto di no perché e mi chiedo anche, visto che chiaramente si trattava di un chiosco e per partecipare a un bando, perché avrei partecipato anch'io, ma non avevo conoscenze come loro, e quindi ci sarebbe addirittura un ristorante di Monopoli. Un carissimo amico che mi ha dato delle dritte, mi ha dato anche delle informazioni per poter partecipare a questo bando. L'abbiamo fatto, lui si è reso molto disponibile, anzi mi ha dato anche 2 allievi ex scuola Canavacciolo, che è venuto qua, ci ha insegnato anche un po' come lavorare il pesce, perché lui è di Monopoli, quindi crudo mare, quindi per quello lui la Romagna la conosce, perché viene da me, è un ospite mio, che gli faccio la figlia, anche perché vicino a Monopoli c'è anche il San, dove è nato Modugno, c'è la famosa, c'è Toccino, poi c'è anche la Grotta Palazzese, questi posti specializzati appunto nel pesce, poi non prendono le stelle Michelin, non si riesce a capire come mai. Forse perché Polignano Mare, esatto. Perfetto, bene, quindi mi auguro poi che ci siano anche delle serate dove voi andate là e loro vengono qua. Ci siamo stati, abbiamo fatto anche questa cultura qui, che sono andato io giù a Monopoli nel suo ristorante, si chiama La Dolce Vita, e gli ho insegnato non siamo in provincia di Rimini, ma quasi, siamo al confine. Come Fellini, Dolce Vita, Fellini, ripreso, e alla stessa cosa ci siamo molto attrezzati. Bene, noi vi salutiamo qui da San Mauro Mare, Villa Torlonia, locanda del poeta, e buon San Valentino a tutti. Buona giornata.